Allora, Maria Pistorello. Sì, siccome è un po' di tempo che vengo qui a TV7, mi piacerebbe, no, verso la fine dell'anno portare qualche bella notizia ai nostri pensionati. So che ci tiene, anche se riesci a dare terrei, le notizie, le good news. Anche se quelle così magari cerco di darle insomma meno, vabbè, a parte gli scherzi. Allora, la notizia, la novità, perché molti pensionati e pensionate saranno interessati a sapere se la loro pensione l'anno prossimo aumenta. Allora, come tasso di rivalutazione annuale delle pensioni, quello che è stato deciso sulla base di quella che è stata l'inflazione nel 2015 e deciso e emanato dal Ministero, il tasso di inflazione è pari a 0, vuol dire che le pensioni non vengono rivalutate per quanto riguarda l'anno 2016, rimangono ferme. Una boccata d'ossigeno alle pensioni fino a 8.000 euro, in particolare perché lo dà l'elevazione della no tax area, cioè dell'area esente, diciamo. Per effetto di questa alcuni pensionati non pagheranno l'IRPEF, mentre finora l'hanno pagato, quindi quelli ultra 75 anni fino a 8.000 euro, e quindi avranno questo beneficio che varia dai 150, potrebbe variare dai 150 ai 200, anche 250 euro annui, per cui possono avere questo beneficio. Però il problema è che noi, che abbiamo aperto un tavolo con il Ministro del Lavoro a Roma, un tavolo unitario tra l'altro con le organizzazioni dei pensionati, dei sindacati CGIL, CISL, UIL. Noi avevamo chiesto che l'area esente, questa no tax area, questa area esente da tasse fosse portata a 8.000 euro per tutti, invece è stata sì elevata ma a 7.750 euro per i pensionati che hanno meno di 75 anni, invece è portata da 7.750 come era prima a 8.000 euro per i pensionati sopra gli 80 anni. Sopra i 75 anni. Comunque per il 2016 non è previsto un aumento. Allora, rispetto invece al 2015, all'anno che sta per finire, quest'anno i pensionati hanno avuto un magro aumento sulle loro pensioni, lo ricorderanno tutti quanti, hanno avuto lo 0,3% di rivalutazione annua sulla pensione. Poi, come sempre, il tasso applicato è presuntivo, poi il Ministero ha fatto i calcoli per bene, invece alla fine dell'anno hanno stabilito che l'aumento doveva essere uno 0,2%, per cui incombe sui pensionati anche la restituzione di quello percepito in più durante l'anno 2015. La legge di stabilità ha deciso che non sarà chiesta la restituzione di queste cifre quest'anno, ma sarà chiesta nel 2017. Intanto noi tutti ci auguriamo che ci sia un miglior andamento dei prezzi, per cui insomma l'anno prossimo ci sia una ripresa dell'economia. Interrompo questo, il miglior andamento dei prezzi, perché allora i prezzi dovrebbero aumentare. Dovrebbero aumentare. Quindi non è tanto buona la cosa, perché non so se si è i controbilanci, quindi bisognerebbe chiamare in causa un economista, perché poi magari ci spiegano che invece un aumento dell'inflazione è un dato positivo, perché vuol dire che la gente consuma, però siccome noi siamo abituati a guardare le tasche dei pensionati, abbiamo paura che con l'aumento dei prezzi comunque un pensionato che va a fare la spesa spende più soldi. E alla fine, ci livello chiediamo, macroeconomico, ma alla fine questo che cosa porta? Il problema è che chi stabilisce l'aumento dei prezzi lo stabilisce magari su un paniere di prodotti che non sono di uso diretto dei pensionati e delle pensionate. Il tablet è fondamentale. Esatto, infatti il tablet, ma io voglio vedere quanti nostri pensionati e pensionate usano il tablet, e invece dovremmo andare a vedere se è aumentata la frutta e la verdura, se è aumentata la carne, se è aumentato il latte, questi generi qua, no? E questa è una discussione che noi abbiamo tentato di fare, specialmente negli anni scorsi, ma è una discussione che adesso riprenderemo e faremo al tavolo che abbiamo a Roma con il Ministro del Lavoro, proprio perché bisogna che si trovi un sistema di aumento delle pensioni diverso
diverso da quello che abbiamo appena detto, perché quello che abbiamo appena detto, no, aumentano i prezzi e quindi poi di conseguenza aumentano le pensioni. Questo sistema qui ha portato negli ultimi 18 anni ad avere una perdita del potere d'acquisto delle pensioni del 30%. Enorme, quasi un terzo di potere d'acquisto delle pensioni mangiato con questo sistema che non va bene. L'abbiamo appena detto, perché quindi non va bene. Quindi noi abbiamo proprio uno dei temi che affronteremo e speriamo di avere delle risposte da parte del governo è questo qua. Sì. Ecco, ha accennato al discorso a questo, che aveva parlato anche lei, questo tavolo di trattativa con il ministro Poletti, che è una cosa anche molto importante, perché abbiamo visto tutti questi mesi, ormai stiamo parlando di un paio d'anni, che non c'era interazione assolutamente col governo, quindi il fatto che comunque abbiate un canale può essere significativo e importante. Ma che tipo di posizione ha il Ministro nei vostri confronti? Perché abbiamo il sindacato della CGIL è molto agguerrito, è più, diciamo, più conciliante la segretaria nazionale dello SPI, ma che posizione, che sensazione avete? Beh, la sensazione che abbiamo è che intanto abbiamo portato a casa dei risultati e bisogna partire da questo, perché in realtà noi fino all'altro ieri la posizione ufficiale del governo era di netta chiusura da questo punto di vista. Piuttosto che, meglio già piuttosto. E quindi il fatto che poi in realtà dentro il governo si sia attivata una discussione che abbia rimesso al centro, diciamo, il tema della difesa dei redditi delle pensioni è un fatto importante. Cioè, adesso io non voglio attribuire meriti a Poletti, eccetera. Secondo me il merito è da parte nostra, che abbiamo saputo tenere, diciamo, il punto unitariamente, perché poi questo è anche importante, perché anche se con difficoltà, eccetera, però aver tenuto unitariamente la discussione ci ha consentito poi di aprire una breccia su questa, perché ricordiamoci che la legge di stabilità è una legge molto vasta, interviene su vari capitoli e noi vediamo che alcuni soggetti sono stati trattati in modo diciamo con particolare riguardo. Diciamo che quindi il giudizio che diamo è un giudizio sul ruolo di Poletti sicuramente positivo in questa fase. Ovviamente la questione non si ferma qua, perché siamo in presenza di piccoli segnali positivi, ma non di natura strategica. Le operazioni di natura strategica attengono alla rivalutazione delle pensioni, perché nel momento in cui uno va in pensione, come diceva la Maria prima, noi assistiamo nel corso del tempo a un'erosione del potere d'acquisto, la capacità di difendere quel reddito nel corso del tempo. Quindi il tema della rivalutazione, anche se oggi siamo in un periodo di inflazione ufficiale pari a zero, poi sappiamo che non è vero che è così, però in effetti l'economia è ferma. In questo senso il ragionamento sull'aumento dell'inflazione, che non è l'aumento dell'inflazione a due cifre come avevamo negli anni '80, qui stiamo parlando di un'economia che comincia a muoversi, cioè che comincia a essere nel paese introdotti elementi di dinamica economica che poi devono trovare anche riflesso così. Per esempio gli 80 euro, perché noi siamo molto arrabbiati col governo che non ha esteso anche ai pensionati il beneficio degli 80 euro, perché in realtà secondo noi questa politica espansiva in questa fase era il modo per dare a milioni di pensionati una risorsa economica spendibile, intanto per gestire le cose che i pensionati fanno tutti i giorni, cioè oggi i pensionati reggono molte economie familiari, e quindi, ma poi si traducono in maggiori spese, in maggiori, diciamo,
risorse che vengono redistribuite nella società. Quindi ci sta dietro il problema vero è che bisogna cambiare la strategia di politica economica che viene portata avanti dal governo, mettendo in moto, certo che c'è un problema dell'Europa, che bisogna abbattere le logiche diciamo di chi oggi in Europa pensa solo a politiche finanziarie. Guardate, in America, che non è certo il paradiso terrestre, ma che ha anche loro i suoi problemi, però le politiche espansive che hanno attuato Obama e i gestori della finanza americana, cosa hanno prodotto? Un incremento occupazionale significativo, un aumento del prodotto interno lordo, cioè un aumento del... Certo che poi bisognerà trovare dei correttivi, ma intanto in un'economia che ristagna, se tu non introduci salario, non introduci reddito da pensione, l'economia farà fatica a decollare, anzi ci introduce sempre più la paura, sempre più e quindi l'incapacità, anche chi potrebbe spendere non spende. Cioè bisogna cambiare il corso economico di questo Paese se vogliamo uscire. Se questa no tax area, se questa estensione della no tax è un segnale, va letto in questa maniera, secondo noi, e va rafforzato. Per esempio noi continuiamo a rivendicare che anche i pensionati devono avere diritto ad avere gli 80 euro, che in sostanza significa un incremento delle deduzioni fiscali, perché poi così almeno entro certi redditi, anche i lavoratori dipendenti, non vale per tutti i lavoratori dipendenti, vale fino a una certa soglia, fino a un certo limite di reddito, ma poi in realtà io sono sempre stato tra quelli che hanno pensato che non va certo denigrato il fatto degli 80 euro, perché per chi ha redditi bassi anche 80 euro di incremento sono un fatto fortemente significativo, non vanno banalizzati, non è certo sul tema, quindi vanno valorizzati, tant'è che diciamo vanno estesi anche ai pensionati. Soltanto che purtroppo, come spesso succede, anche in questo discorso qua, ecco, stanno arrivando i messaggi, mi scuso con i telespettatori, noi abbiamo dei problemi in questi giorni con il ricevimento messaggi, per cui se finora non sono andati in onda è perché proprio abbiamo difficoltà a riceverli, ma ci rendiamo conto che se andiamo a parlare non abbiamo speranza, hanno dato il contentino e forse avevano già messo in preventivo di farlo, a loro non interessa di noi cittadini, tanto ormai nemmeno votiamo, non siamo noi il loro datore. Infatti io volevo proprio dire questo, cioè questo scollamento che è percepibile, perché poi tra l'altro appunto dicevo gli 80 euro, benissimo, chi è lavoro dipendente, chi è già fortunato, poi abbiamo tutta questa schiera di persone giovani e lo sappiamo benissimo, che vivono di partite IVA costrette, peraltro chiamiamole finte partite IVA, cosa comunque devono aprire questa partita IVA per poter lavorare, non hanno nessun tipo di diritti riconosciuti né niente, lavorano a modo inframmezzato oppure hanno i voucher e così via, e questi guadagnano pochissimo, gli 80 euro manco li vedono, e sono tantissimi, sono la maggior parte dei giovani, pochissimi hanno, cioè il contratto a tempo indeterminato diventerà sempre più una chimera, un'utopia o qualcosa di pseudo, perché con la riforma che c'è stata diventa ridicolo. E poi c'è questo scollamento che il nostro telespettatore o telespettatrice ha sottolineato dalla realtà, cioè sembra che chi governa non vive la realtà del cittadino pensionato di 700-800 euro, perché comunque la sua pensione sarà altissima, perché comunque vive in un contesto completamente diverso. Cioè, dopo io mi voglio rilacciare dopo la pubblicità a farle la domanda che ci è stata girata e alcuni telespettatori hanno pregato di girarle. I pensionati hanno risparmiato una vita, hanno messo sbagliando i loro risparmi in questi investimenti che sono andati male, però bene o male sono persone anziane, molto anziane, che hanno creduto in certe cose, poi ingenui, sprovveduti, ignoranti, come si vuol dire, però non è che abbiamo la scienza infusa nella finanza. Che posizione voi prendete davanti a questa situazione enorme, perché è di una gravità impressionante? Si discute adesso la fiducia al governo per il discorso cioè se la ministra Boschi deve rivestire il suo ruolo oppure no, ma anche una questione etica effettivamente, è una questione etica davanti a tante persone sempre deboli, perché poi tutto sommato torniamo al solito discorso, persone deboli di cui uno peraltro anche ha messo in discussione la sua stessa vita, si è suicidato, vuol dire che la gravità della cosa va oltre quei parametri dell'immaginabile. Per carità,
c'è un errore di valutazione di investimento, però io dico, noi non abbiamo la coscienza di tutto e la capacità, ci si affida. E allora i pensionati chiedono anche una vostra pronuncia, insomma, come rappresentanti di queste persone. Pubblicità, poi torniamo insieme.